tutta sta terra brutta e desolata, trovi pure una mappe e le Geofasia, la terra e l'energia, cibo, forme, specie, una catena alimentare chiamata amore, semplicemente. Ogni cosa viene mangiata dall'altra, inevitabilmente, da un'altra cosa. Un elemento mangia l'idrogeno, l'ossigeno, si nutrono vicenda, l'acqua, il fuoco, la terra. L'aria è tutto nutrimento. Siamo un gruppo di artisti che lavorano un po' alla giornata, nel senso che siamo accomunati dall'esigenza di lavorare nel tempo, c'è proprio questa necessità di raggiungere l'immagine attraverso anche elementi effimeri, semplicemente, cioè da vivere nel tempo, più in senso performativo che l'opera in sé, no? Quella eterna e quant'altro. Il nucleo fondante è la nostra associazione Boges, che è un'associazione che si occupa prevalentemente di realizzare opere nel territorio, quindi è composta da soli artisti che condividono appunto questo amore per il lavoro nel territorio e nel tempo, come work in progress, come laboratori, come misura oltre il tempo che scorre per cogliere quegli aspetti archetipici che emergono sempre nel presente, quando ci riferiamo al futuro o al passato, emergono sempre questi elementi archetipali che in qualche modo ci accompagnano da diversi anni. Abbiamo realizzato diversi eventi e si può dire che il nucleo che oggi è qua presente è proprio una sintesi di questi incontri annuali che di solito svolgiamo nel territorio nel quale abitiamo. Passano rose, veda mia, dell'oro, 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 doe, 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 dell'oro, 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 doe. Collettività divorante mi è piaciuto moltissimo quando l'abbiamo pensato, perché l'umanità è una collettività divorante, mangia se stessa, mangia ciò che considera il proprio cibo, una varietà infinita di cibi, dal prana alla carne, alle verdure, ai cereali, al pensiero. Perciò per noi è interessante proprio sottolineare con attenzione
che cosa è l'energia. È quasi un discorso fisico, di fisica, che più che d'altro. Ci stiamo nutrendo di tutto ciò che c'è intorno a noi, è quello che chiamiamo mondo. Ci stiamo nutrendo del mondo, delle cose, cibo, aria, acqua. Quando questa attitudine, questo comportamento che è naturale, un comportamento naturale assume una forma, una proporzione inconsapevole e fredda, calcolatrice, eccessivamente razionale, noi divoriamo noi stessi. L'idea di mangiare dunque una sostanza principe come il grano che diventa farina e che poi grazie alla lievitazione, grazie a elementi primordiali quali il fuoco, diventa altro, però mantiene la sua stessa sostanza, torna sempre in quel discorso del mangiare se stessi. Quindi mangiare un corpo, mangiare gli organi che lo compongono nella loro complessità, e questo voleva essere appunto una continuazione, un'idea per evolvere ancora questo pensiero che è molto profondo, estremamente semplice ma molto profondo, e che oggi dovrebbe avere una carica ancora più importante per il fatto che noi veramente ci stiamo mangiando la terra in senso negativo, questo è il punto. E quindi anche una sensibilità verso quello che è la natura, il mondo, l'ambiente, la preservazione di quel lato molto nascosto che è l'umano, perché ultimamente di umano abbiamo forse ben poco. Facendo riferimento a una frase che mi balena nella mente da tanto, cioè una catena alimentare che noi chiamiamo amore, perché tutto accade per amore, ma questo amore nel nostro tempo-spazio è duale, perciò non è solo amore, è anche il suo contrario netto, il suo contrario netto. Cioè mangiamo e divoriamo noi stessi mangiamo i nostri figli, in qualche modo. Il capitano di un aereo che va a bombardare per mantenere con uno stipendio la propria famiglia, a bombardare e uccidere altri popoli di un'altra tradizione religiosa o culturale, sta divorando i propri simili. Ma tutto accade in modo ormai scontato. È scontato il fatto che per legittima difesa noi facciamo ogni sorta di scelte contraddittorie. L'idea di queste due performance, la primissima è quella del solstizio d'inverno, dove abbiamo sperimentato la geofagia in un sito archeologico con presente un menhir, fra l'altro il più alto d'Italia. E abbiamo deciso di confrontarci con questo spazio arcaico per vedere un po' quelli che erano gli elementi privi di giudizio legati alla geofagia, perché generalmente il termine geofagia viene collegato a un argomento che ha delle declinazioni negative, quali malattia mentale, quali regressioni di vario genere, magari allo stato infantile, quali insomma diciamo traumi o comunque culture arcaiche che ancora praticano questo tipo di gesto, chiamiamolo così, che poi ha anche un suo fondamento sacro. E quindi abbiamo voluto recuperare attraverso questa idea di geofagia quella gestualità che purtroppo è andata persa e che conserva in sé un vero legame e rapporto con la terra. Non era una terra qualsiasi, non era la terra del luogo, quella che abbiamo mangiato era una terra purificata, ricca di sostanze nutrienti per il nostro corpo. Allora nel gesto della geofagia abbiamo trovato la possibilità di vivere aspetti simbolici, arcaici, comunitari, perché tutti poi ci siamo trovati a mangiarle insieme, condividendo in questo tavolo che abbiamo improvvisato, condividendo questo cibo, sentendone questo gusto neutro. Quindi questa terra ci rimandava un po' l'idea di questa neutralità, di qualcosa che già ci appartiene ed è già dentro il nostro corpo a livello microscopico, a livello chimico, no? E quindi è stata una bellissima esperienza. Dopo questa iniziativa abbiamo deciso di proseguire il racconto legato al mangiare se stessi, perché alla fine la declinazione era questa: quando mangiamo la terra stiamo mangiando noi stessi. Pochissimi si rendono conto ogni volta che si mettono a tavola o guardano un campo di grano o un campo di mais o
ho un pane appena sfornato, che quella è la terra e non c'è nessuna differenza, nessuna separazione dalla terra. Quanto ne mangi, come lo mangi, da dove lo prendi, dove lo porti, questo è il punto, questo vagliare il flusso di energia che il cosmo continua a manifestare. L'umano è un vaglio tra queste due forze. L'uso, che può essere naturale, spontaneo, o un uso improprio che può essere alterato. E quindi l'idea di mangiare un elemento che comunque nasce dalla terra e fonda la civiltà, che è il grano, almeno per quanto concerne la civiltà occidentale. Poi ogni cultura ha i suoi cereali di riferimento, come sappiamo, no? Ecco, quindi il grano è diventato proprio un frutto principe che in qualche modo sublima la terra stessa, quindi è un'evoluzione dell'uomo, il passaggio dal neolitico, eccetera. Quindi in qualche modo l'idea di creare questo golem, in questa occasione di laboratorio a casa da Pra, indica una continuità e anche una specializzazione di quello che sul quale già stavamo lavorando. Se facessero dei panini al posto che proprio delle rosette, dei piccoli feti, i panettieri, e le mamme e i figlioli si trovassero a mangiare a tavola piccoli feti al posto che rosette o baguette o cifragiu, sei costretto a dire: che cos'è questo? Perché la forma cambia l'impatto visivo cambia l'impatto emotivo va a dare un segnale all'io, al me che sta mangiando: cos'è questo? Chi è questo? Chi sono io? Cosa sta accadendo in questo momento particolare del giorno dove io mi sto nutrendo per prendere energia per poi esprimerla nella realtà tridimensionale del mio mondo, nella forma di rapporti e scambi con gli altri. Solo questo, una possibilità di auto-osservarsi, vedersi in azione e osservare se ci può essere un cambiamento nel nostro comportamento.
Nel tempo in cui nell'uomo le varie membra non erano come ora armonicamente congiunte, ma ogni membro aveva una sua propria volontà e una propria favella, si indignarono le altre parti che ogni lor cura, ogni lor fatica e funzione servissero solo al ventre. Mentre questo se ne stava in mezzo tranquillo, altro non facendo se non godersi piaceri che gli venivano elargiti. Cospirarono quindi che le mani non portassero più il cibo alla bocca, che la bocca non lo ricevesse, che i denti non masticassero ciò che avessero ricevuto. Per questa ostilità, mentre avevano voluto domare con la fame il ventre, anch'esse, le membra, e con loro tutto il corpo, si ridussero a un esaurimento estremo. Si vide così che anche la funzione del ventre non è inutile e che essa tanto nutre quanto è nutrito, restituendo a tutte le parti del corpo, equamente diviso per le vene, questo sangue che ci dà la vita e le forze, che si forma appunto dal cibo elaborato dal ventre. Papai Pai, Ilaria Marungio. Le insenature, le dolci colline interne senza mare, irrigazione capillare di pane e la carne, di carne il pane. Sorgenti luminose, interconnesse e autonome, di vita brulica, dal più piccolo al più grande, nel vero senza gerarchie. Umori tiepidi, ritmo incessante, dormono i sensi, di rosso si tinge l'afflato del cuore. Ermetico il corpo, dall'esterno sguardo che sull'unità si posa. Insieme sintesi e complessità. Di pane e la carne, di carne il pane. Com'è mangiare se stessi? È meraviglioso, è naturale, è naturale, è naturale, è naturale. Ma había tu sonido e non he dormisto e se pesta du pozzone.